adesso faccio il video qua. Ecco Anna, adesso sei ripresa anche, te lo dico. No, sei ripresa, ti ho ripreso nel video. Allora ragazzi, per ovvi motivi siamo già dentro per il video mio e vediamo un po' se si riesce a prendere qualcosina. Non so se troviamo. Guardate, qui ci sono i Ghost Hunter. Ecco. E poi ci sono io. Ciao. Eccomi. Fantasma. No, scherzo ragazzi, non sono fantasma. Siamo tutte e tre persone vive, e vedete. Noi stiamo, ripeto anche per il mio video, noi stiamo drammatizzando un po', ma dopo quando entriamo nel noi siamo totalmente seri e non vogliamo ridere e scherzare quando facciamo. Più che altro che spero di riuscire a farlo qua. Questo è il clou che dice lui di farlo qua. Qui ci ha dato i permessi. E qui ripeto anche per il mio video non si entra, vero Anna? No. Fatti vedere, diglielo, che non si entra se non abbiamo i permessi. Ragazzi, qua non si entra liberamente. No. I Brianza Costante e i Pumoira hanno chiesto regolari permessi, hanno pagato il prezzo per essere qua oggi. Ricordatevi, questo non si può entrare da qua. No. Solo regolarmente. E ci sono tanti cancelli alti, quindi non passi neanche per entrare al forte, da nessuna angolatura. Guardate di qua, questo è un altro pezzo, eccolo. Proviamo a farlo qui, vediamo come viene. Spero che si veda qua, speriamo, però i commenti non li metto perché ecco dov'è Walter, di Brianza e Ghost Hunter. Ciao a tutti, sono Wally dei Brianza. Oh, riesce anche bene con la felpa rossa, viene bene, Fica molto. Aspettate che adesso ce la do io vicino a Brianza, è la prima volta ragazzi in modo ufficiale. Vi aspettiamo sui nostri canali. Esatto. Brianza Costante e Ipu Moira. Cercateli YouTube, TikTok e Facebook. Assolutamente sì, vi aspettiamo numerosi. Esatto, adesso torna Anna vicino al suo piccioncino. Vai, vai, vicino al tuo maritino, così vi riprendo. Se state bene. Ciao. Teniamo presente che tra poco è San Valentino domani. E non vi dico la suite dove alloggiano loro. E in che location, che neanche farlo apposta, dobbiamo dirlo. Ma cosa abbiamo scoperto? Che è in una villa, in una casa del 1400. Cioè, rendetevi conto. In una casa del 1400 che adesso è adibita a bed and breakfast, ma questa casa Scusa, magari ti dà fastidio la luce. questa casa è stata costruita su quello che rimane di un convento francescano. Esatto. E ancora prima si parla di Napoleone. Sì, parlava anche di Napoleone. E che c'era una donna che... Aspetta Anna che non sia, vedi per terra lì, le gocce, vedi guarda, sì, guarda. Però è pazzesco anche il soffitto, aspetta che bisogna, Walter bisogna riprendere anche il soffitto qua, perché guardate che roba il soffitto, guardate. Io sono lì, Anch'io, pochissima, spero che vedano perché, esatto. Qui non è stato ritoccato niente ragazzi, niente. Allora, cosa dite? La proviamo a fare qui? Poi andiamo verso la scuola, non so se riuscite a sentirmi, ma andiamo verso una scuola abbandonata dopo. E spero di far star bene anche in Brianza, perché sinceramente ho trovato dei luoghi, neanche da far chilometri, vero? Chilometri sì, ma non 3-4 ore di macchina, anche no. Walter, è il caso di dire che quello là non è collegato col filo là, ve lo faccio vedere, perché qui non c'è alta tensione in nessun modo, guardate, è una presa staccata, ok? Quindi non c'è corrente qua. Andiamo a precisarlo che qui non c'è corrente, è staccato completamente. Guardate, eccolo lì e lì, per far capire. Era in alto, ma non c'è.
Ora, proviamo un minimo qui, se mai andiamo a sbizzarrirci. Ragazzi, proviamo un minimo qui, se mai dopo partiamo l'altra rotta, che là è tanta roba, cioè c'è linea e tutto. Prima proviamo qui, perché così porto il video anche. Cioè il suo REM pod continua ad andare, adesso vi faccio vedere. Spero che riusciate a vedere anche voi in live, ma si vede, quello là è il REM pod, guardate, è quello là. Vedete? È quello là che sto segnando ai piedi di Walter. Quello è un REM pod. Eh no, se sei in modalità aereo è lui proprio, è il K2. No, ma adesso proviamo. Io direi in questa stanza, vero? Vediamo se prende meglio qui, un pochino, o qui. Esatto, aspetta che mi avvicino un attimo perché qua, sono 6 metri qua circa. Guardate il REM pod che ha Anna, cioè no, il K2, scusate. Anna ha il telefono in modalità aereo, tendo a precisarlo. Quindi non ha apparecchi attivi vicino. Nei telefoni niente, e io sono a 4 metri sicuri. Sto, mi allontano un altro metro, ma lui sta andando. Esatto. Ma la goccia può essere l'umidità, sai, sopra, può essere. Adesso dimmi che so il cavo deve, no? Ciao. Adesso appoggio e proviamo. Walter, tu c'hai la luce, vero? Allora questa la metto via. Esatto, questa la metto via. Aspetta però. Walter, mettine uno con la parete, questo qua lo metti Anna. Guarda, anche questo, che è quello che avete consigliato voi, no? Questo lo mettiamo qua, che li sentili tranquillamente. Sì, sentili. No, ma c'è lo scotch in fondo, questo qua. Sì, si vede? No, io non sto illuminando niente adesso. Però volevo metterlo, aspetta, voglio metterlo in là. Ci stai lì, Giusto perché così non dicano che ci sono i telefoni vicino. Assolutamente no. I miei telefoni sono attaccati ai tripiedi, quindi... Esatto. Esatto. Allora oggi ti ho portato qui altre 2 persone con me. Io avevo già sentito che eri qua, quando sono venuta a fare il sopralluogo per chiedere i permessi. Noi non ci conosciamo, io sono Anna e lui è? Walter. Vuole determinata costante. Si può staccare un attimo dal report? Devo vedere ragazzi, un attimo solo che arrivo, Ma noi ragazzi sappiamo di tutto. Sappiamo di tutto, guarda qua. Ada cosa c'è qua? Che sta in piedi da sola, Guardate. Anna? La candelona. Questa di sicuro non la cade. Ma adesso facciamo anche un'altra roba, guarda. Attento dietro che la metto qua. Questo sta in piedi da sola, non deve fare la sera di a terra, no? Ovvio una cosa, vorrei dire. Da qui aria, adesso fai vedere Walter che qui non c'è aria, perché le rame sono completamente ferme. No, giusto per far capire.
Invece guarda la candela, hai fatto vedere che non va, che non c'è aria. Assolutamente no, qua non c'è. Guardate, Che ti dia per fondelli, adesso sta ferma, guardala. No, ma guarda, adesso si è fermata quando si è avvicinato. Se ci sei, puoi far muovere la fiamma della candela, per favore? Se sei qui vicino. Che ti ho messo la candela per darti energia. Guarda. E la candela non va, è elettrica, quindi... no, assolutamente. Puoi darmi un segno dalla candela, per favore? Ecco, giusto per farti capire che sei qui. Prova a venire qua vicino, Anna, che vediamo una cosa. Anzi, la spengo la torcia qua un attimo. Sì. Qui, ripeto, sono solo prove che facciamo, ragazzi? Aspetta, vai lì vicino che provo a... Se volevo, Anna, inquadrare proprio la candela da qui. Si vedono i 3 strumenti, vedi? Così Walter può stare fermo lì tranquillo. E qui vediamo. Quello che sentite, vedete? È il REM pod, guardate. Eccolo lì. Vi ho tolto la luce per farvi vedere che è acceso quel fisso, perché probabilmente ci sta seguendo. È curioso di vedere cosa, forse è curioso di vedere cosa facciamo, È curioso di vedere cosa facciamo. Noi siamo qui, non ci vogliamo fare del male. No, mancherebbe altro. Nessuno gli vuol fare del male. Lo metto così perché si vede meglio. Puoi farmi un favore, Anna? Puoi mettere il REM pod là, dove la terra vicino al K2 per dire quell'altro? Se voglio vedere se suona anche là. Beh, ci sono loro, no, ma guarda, ci sono loro due, i due K2 che vanno. No, ma adesso come si allontana vediamo. No, lì non c'è... E vediamo, lasciamo lì. Se tanto vedi che il K2... Tu Walter spostati un attimino così io faccio vedere anche a loro. No, lascia pure lì la telecamera. Così inquadro proprio anche i due K2 e il REM pod si accende che è là. Vi faccio vedere un secondo, vedete? C'è il REM pod là. Che è difficile da... Sì, no, è lontano. Allora, la telecamera non ha internet niente, quindi non può influire. I K2 là stanno andando. Sì. E c'è la candela. Uno si illumina di più, quello nuovo. Esatto. Guarda quando l'ho messo. Puoi farlo arrivare al rosso, per favore, per me, Anna e Walter? Ti dai una prova? Lo puoi far arrivare al rosso? Lo fai suonare il pod. Aspetta che vedo Walter, vengo lì da te. Ecco, no, stai lì Walter, vedo. Effettivamente. Qualcosa che... Andiamo avvicinati alla candela, Anna, vediamo la fiamma cosa fa. Che temperatura ti porta qui, Anna? 18 gradi qua. Come fai con 18 gradi? No, in senso, o l'hanno alzata loro perché non può esserci 18 gradi in un sotterraneo che fuori ce ne sono 9, vero? Non è un telefono quello che hai in mano, è quello per misurare la temperatura, Com'è la candela, Anna? No, sta ferma. È ferma, immobile? Ah, buon segno. Ecco. Non ci vogliamo fare la... Può essere, attenzione ai telefoni. Potrebbe essere. Che bella la visione notturna che ha Valtteri nella telecamera. Per farlo.
Devi spostarti in qua allora, Walter, perché se usi togli la modalità aereo, se no, attento che vai fuori in mutande, io te lo dico, che ti bruci con le... Anna? Girati, prendi la telecamera. Se qui c'è qualcosa, se c'è qualcuno, puoi provare a manifestarti di qua? Ragazzi, so che a voi a volte dà fastidio, ma volevo farvi vedere questo, perché il report va qua. Se qua passa qualcosa, praticamente è come se io metto la mano davanti, vedete? Ecco. Sto provando a vedere, aspetta che vediamo. Scelgo un coso particolare. Aspetta che scegliamo uno particolare. Questo, vero? Sì. No, tra i vari effetti, provo a guardare quale. Questo no, direi, fa più confusione. Questo neanche, io direi questo, vero? Questo. C'è qualcosa? Allora, vi faccio l'esempio, vedete la mia mano? Questa è la mia mano, attenzione che non è un'entità, vero? Lo dico anche in live. Se invece non c'è niente, dovrebbe restare così. Ok ragazzi? Se passa qualcosa... Resta più nera la parte, mancano i puntini, diventa più nera se in base alla sagoma. Vedi qualcosa? La candela, il del capello, sì. Adesso il tuo si è fermato un po', guarda. Guarda come fa. No, sta nappeggiando in un modo strano. Guarda che non l'ho mai fatto. È vero, e l'altro è fermo alla terza. Comunque non c'è niente qua. No, perché era in pod, prima suonava, allora abbiamo fatto la prova con il finestrino qua. Per vedere ragazzi. Ma non mi sembra. Mi puoi dire dove sei? Sì? No, non lo so, o ci vedo male io o... Ho fatto il video poi. Sì, che mancano dei puntini poi sì. Walter, prova a venire qui un attimo, scusami. Da dietro, dimmi se mancano dei puntini. A volte sembra che mancano dei puntini, guarda, non può essere perché è un finestrino. Guarda in questo qua sotto. Sì? Vero? Sì? Piccoli piccoli, però sono come dei buchi neri. Beccata perché è un video. Allora è lì, non è qua. È lì in mezzo. Questa è una connessione. Vedi, io ne ho pochissima, guarda. Vedi? È perché sei sotto. Specifichiamo che qua ci sono muri molto grossi, però noi diamo l'alternativa, come Spirit Box, Assolutamente sì. sperando che col cavo. Sì? Sì, sì, c'è il cavo, per la cassetta. La cariamo. Assolutamente sì. E proviamo quella che così risulta nel tuo video, anche questo poi sentono anche tutti. Dobbiamo usare la PS-D7, mi dispiace per chi non la ama, ma in questo caso qua sotto a estremi rimedi e rimedi estremi. Boh. Allora, aspetta che prendo questo ah sì, hai un po', brava. Poi rimettilo un po' là che vediamo. Sì, sì. Ma adesso Walter sistemiamo, Aspetta un attimo, te la trovo, se non mi ricordo più dove l'ho messa. Aspetta, Eccola qua. Eccola qua. Vedi, allora è lì. Aspetta, prendi 2K2 Anna, mettili in mezzo lì. Anche andando a metà. No, perché se è così proviamo, siamo qua. Dimmi. No, perché sei a zero quasi. Allora. Adesso Anna proviamo. Vero? Proviamo con questa. Giusto per capire a che punto l'è.
Walter anche il suo video, ovviamente sentirà un po' di casino, però a mali estremi, estremi rimedi. Se non riusciamo a sentire niente, una cippa là, in qualche modo abbiamo da fare. La scarica bisogna che la cambio, se mai la pile dentro. E c'ho le pile, per caso adesso le cambiamo. Ah, beh, te credo, Anna. Oh, sono convinta che non va. Devo mettere le pile, ce n'è una. Questo da tanto che la uso, C'è dalla serie proprio ogni morte del Papa. Vabbè, chiamo le pile. No, è bello è questo, no? Il bello delle cose. E qualcuno mi sta lucendo. Ah no, ci vedo, dai. Ci vedo. Ma perché, scusa, una dentro di me? Io quando le ho le metto sempre tutte, perché gliene era solo una dentro, non mi capia. Ah, ecco. Adesso l'unica è imbroccare. Beh, cavolo, va. No, devo cambiare anche le pile. Allora, prima volta mi serve un attimo, che cambio le pile perché questa è scarica. Aspetta un attimo, riesci a farmi luce un attimo qui? Che cazzo le pile perché che le pile scariche queste, allora devo prendere le altre. Sì. Aspetta, perché adesso carico le pile. Che questa è la vera Siripo, la PSB7, non è un'app. Ah sì, quella lì. Esatto. Ma ce l'abbiamo anche noi quella lì. Sì. E il problema è che non ho capito perché queste pile devono essere come nuove, che cavolo, e allora devo cambiarle. E le cambio. Siamo live con Il bello delle cose. forte della seconda guerra mondiale. Adesso proviamo a Perché mettere anche qua piglia malissimo e fare una live diventa una cosa molto... Fammi vedere un attimo qui. Proprio scariche queste. Ah, santo Dio, allora cerco le pile e le cambio, ragazzi. Cambio le pile un attimo perché... andare live perché veramente... infatti io ce l'ho lì ma non so neanche come sta andando. È veramente dopo. Oggi siamo in collaborazione con Moira. Esatto. Con l'altro team, ci troviamo benissimo perché è un team veramente serio e professionale. Poi abbiamo anche la PS17 che siamo seri tutti e tre, con questa qui al 100%, perché non è un'app. Sapete, è stato un mio errore che non ho controllato a casa questa. Non l'ho controllata a casa, ragazzi, vi chiedo scusa, ma non l'ho mica controllata. Purtroppo non... Che gas ho fatto, A volte, che gas. Non averle controllate prima. sono cose... Questa, perché adesso è tutto a posto. Oh là. Questo è Genoe. Ah, vedi che adesso va? Se c'è qualcuno ci vuole fare illuminare il Adesso la lasciamo, facciamo tutto, Un attimo, se la preparo. Ok. Io sto lavorando al buio ma non vedo una cippa. Aspettate, Eccola qua. Devo mettere il contrario. C'è qualcuno che mi può far luce qua perché sto facendo il buio ma non riesco mia. Aspetta, perché devo trovare qual è. Perché il cavo è questo, Solo che devo trovare qual è per metterla alta lì, capito? Qua. Devo provare un attimo. Vedi? Vedi che anche te, mi diciamo sui 250. 250, 200, 250 Sì, proviamo. sì. Però non capisco perché
Il cavo è questo, perché ne sono sicura. Ma è il cavo che devo provare qual è il punto. Esatto, ma devo trovare come mai, perché mi è sempre andato. Vedi che non mi sta... E dovrebbe già fare... Aspetta, non è che perché è impegnato in uno dei due telefoni. Aspetta. Ragazzi, guardate. Visto? Trovando la PS di serve, vediamo se prende poco, vedete la line a scatti perché siamo in botte e quindi Questa è un'altra roba dalle app, un'altra roba dalle app. Adesso la provo a parare. Ok. E qualcuno che vuole comunicare con voi? non riesco a farlo mai, no? Vuoi provare a comunicare con noi? Non faccio assolutamente niente. Qui è senti che sta captando qualcosa? Sì? È in AM ed è a 200 metri. Eccolo. Sei con noi? Siamo in un forte della seconda guerra Sei con mondiale. noi? Sei? Sai che tramite questa spirit box puoi comunicare con me, Walter e Anna? Senti che prova? Sì? Questa è veritiera, lì non c'è una... Sì, infatti, quello non è un'app. Dici Sono qualcosa, spento. se vuoi comunicare con noi, questo è il momento di farlo. O se hai qualcosa da dire. C'è la torcia chiusa lì. Hai la torcia che devi cominciare a lampeggiare. Inizia da già. Vuoi comunicare con noi? Me lo senti? Sta provando ancora. Ci dici qualcosa? Anna, prova a fare domande tu che vediamo se risponde. Vuoi parlare con noi? Questa è la vera IS-17, questa. Quanto
lo interrompe così è perché sta cercando di comunicare. Vuoi dirci qualcosa? Hai qualche messaggio? Sei qui dai tempi di guerra, sono un po' delle popolazioni. Sei un'anima di passaggio? E lo ripeto, non puoi dire a me, padre Anna, sei un'unità di passaggio, un'anima di passaggio. Cerca di dirlo, Vuoi dirci qualcosa? Vedi che sta scansionando all'indietro? Sì, All'indietro. Sei un combattente della seconda guerra mondiale per caso? Ha detto qualcosa? Puoi ripetere per favore, io non posso usare, perché mi sembra tanto bello, però è trasversale. Sei un soldato della seconda guerra mondiale per caso? Non aver paura, non siamo qui per farti del male. Hai voglia di comunicare con noi? Me la senti? Può passare Avete sentito che prova, sta provando a dire qualcosa, ma sta provando anzi, Vuoi dirmi qualcosa? Ogni tanto stai provando a dire qualcosa, diccelo. Ascolta, adesso l'ho spenta un attimo, così riprendiamo un attimo la vecchia anche noi, vero? Assolutamente Perché sì. sennò... Ma sei lì vicino a te per quello che suona, no? No? Dammelo un attimo. Sei qua vicino a me? Se sei qui con noi, mi puoi fare suonare lo strumento, questo qua che ho in mano? Dobbiamo valerci sugli strumenti, Walter, secondo me, in questo caso. È l'unica. Non avere paura, non siamo qui per farti del male. Siamo qua. Guarda che c'è un numero lì, no? Cosa? Ma come si illumina quel cappello lì? Esatto. E anche quello là, vai, guarda quello là. E Tutti e due. non sono vicino, eh. No, no, ma guarda anche quello là, vicino al RAMPod. Tutti Se e sei due. qui, mi puoi far suonare quello strumento, questo qui che ci ha appoggiato sul pavimento, vicino alla candela, per cortesia? Io sto osservando là dove c'è Anna. Guarda, intanto la metto via questa, poi usiamo questa. Sì. Voglio vedere se riuscivamo, Walter, a usare una delle app, vediamo. Perché è per tanto difficile capirli questi, purtroppo. Se sei qui, puoi fare illuminare fino al rosso il K2, quello con tante lucine? Per piacere. Non siamo qui per farti del male, tranquillo.
C'è qualcuno? Qualcuno che vuole parlare con noi per caso? Non avere paura. Puoi fare un rumore se vuoi. C'è del legno, puoi buttare sul legno. Puoi fare così. Guarda, guarda. Qualcosa fa, eh? Oh, ha detto 10 anni. ho 10 anni. Hai 10 anni. Ma... È di passaggio allora. Ciao, Ciao. io sono Anna. Tenete presente che stiamo usando 2 app Spirit Box adesso. Sei qui con noi adesso? Vuoi giocare? Idea, c'ho anche le palline se vuoi. Anna, te la spengo perché si sta scaricando Sì. completamente. Te la metto Ho qua detto sulla di zaino. prendere l'energia degli strumenti, Moira. Se vuoi parlare con noi? Quanto freddo c'è qua sotto? Vogliamo dirlo? Sì, fa freddissimo qua Guarda. sotto, Guarda, io faccio un passo avanti e si illumina la luce. Sì, Anche K2, quello lì nuovo, quello che mi avete fatto prendere voi. guarda, questo qua è quello nel corridoio. Ma quello là lampeggia in un modo strano, ragazzi. Non è così K2 in genere, guarda. No, infatti, è quello che ho notato io. Lampeggia la prima luce verde, Sì, che in sì. genere la prima resta sempre, più delle volte. Infatti non è Hai capito? Cioè, lampeggia in leggermente, modo strano, sì. però è sempre, hai capito? No, no. Vuoi parlare con noi? Sei il nonno di qualcuno che ha combattuto qui? Ti ha detto nonno? Nonno? E allora sono più di una, perché Respiro. questo... Respiro, ha detto. Ma tu che ce l'hai l'altra? Stanno combaciando, comunque, cioè, pazzesco, le due Sì, spirit no, box, la sì. mia e la vostra, stanno combaciando. Sì. Ha detto 10 anni e a te è venuto fuori nonno sulla No, tua. no. Quindi In rovina. vai in rovina. Il forte? Probabilmente sì. Vediamo. Faccio una cosa. Lascio qua. Walter vi ha chiesto se è il forte che intendete che va in rovina. Vai in rovina. Lascio qua lo zoom. Se volete lasciare detto un messaggio, fatelo pure, senza problemi. Tranquillo, zio Fesser, tesoro. Non vi chiedo doni. Mi dispiace solo che c'è poca linea qui, ma dopo andiamo a un altro... Vero Walter? Assolutamente sì. E torniamo alla scuola finalmente coi Brianza che sognavano di vederla, perciò dopo là prende la linea a pieno, ragazzi. Abbiate pazienza qui, stiamo facendo dei test qua sotto, vero ragazzi? Assolutamente sì, Moira. Ma visto che abbiamo i permessi ne valeva la pena. Per favore, puoi staccarti un attimo, farlo spegnere? Non è che quel bambino di 10 anni che ha detto ho 10 anni si sta divertendo con REM-pod? Io penso Sì, che secondo me sia sì. attirato dal REM-pod e dalle lucine. Allora, Com'è Anna la candela? Ah, guarda Walter che ho messo sullo zaino, è vero la pila. Sì, no, ma andiamo verso, vabbè, normale. Comunque io nel video voglio che resta improntato una cosa. Intanto ringrazio Brianza Ghost Hunters come team perché ci siamo imparati a conoscere e devo dirvi che si sta bene a fare indagini insieme. Cioè abbiamo tutti e tre la serietà. Un bambino. un bambino. Sono un bambino, l'ha detto prima, guarda, sono un bambino, ha detto. Ma io voglio far vedere anche qua, sai Walter, così Anna, resta improntato. Voglio fare un esperimento. Guardate, lo faccio vedere anche a Perché voi, ce l'ho c'è scritto così, anch'io. non so se leggete, sì, si Se legge. dice la stessa Usalo. cosa. Sono un bambino, ha detto. Se dice la stessa cosa. Stai aprendo questa? Sì, Come la mia? sì. Brava. E non bene puoi usarle uguali, perché così le confrontiamo anche. E il bello della diretta è, Anna, che noi facciamo Sì. tutti i test in diretta davanti agli altri, perché noi non abbiamo niente da... Nascondere. Esatto.
A parte la congelata, che quella non la diamo a vedere, ma Infatti. perché ragazzi sotto i sotterranei fa veramente freddo, Freddo. ve lo dico. Io Però per un sai cosa, attimo, Anna? Io quasi dopo, sinceramente mi ha girato prima la di testa, andare alla ma già scuola, io il termo andrei a fare un attimo, eh. 10 minuti. Non prendete energia da noi, ma dagli Andiamo a strumenti. vivere. Continuiamo a vivere, quindi loro continuano a vivere qua sotto, Sì. comunque c'è pochissima linea e sta prendendo, pazzesco. Infatti. Perché qua non dovrebbe neanche avviarsi, No, infatti. eppure stanno funzionando le auto qua sotto. eh. Siamo nei sotterranei, ragazzi, quindi è impossibile. Guarda, Anna, dimmi come fa a funzionare che è un'auto. No, infatti. Quanto è? È a zero, Greta, no? sei Greta? Quanta linea hai tu? Io ho zero qua. È zero. Assolutamente. A me non mi ammazza. È zero anche la tua? Sì, Eppure sì. vanno. Cioè, è pazzesco, ragazzi. Infatti. Stanno funzionando lo stesso le app e non c'è linea qua sotto. Greta. Non so in live, ragazzi, ma C'è una non c'è linea. femminuccia, c'è una bimba Controlla la o connessione. un bambino. Bene. prima ha detto sono un bambino. Però a me mi ha detto adesso che ho appena... E ti ha detto Greta, allora ce n'è più di uno. C'è anche una bambina? Potrebbero essere tutti animi di bambini in passaggio. Può essere. Perché guarda com'è tirato dal tuo REMPOD. Sì. Io non ho staccato, Anna, il video da là. È E bello sai perché una cosa, adesso che l'hai detto, qua, ti sei sentita toccare. sì, il C'è ginocchio, qualcuno qui che vuole parlare con noi? di... Però non fate male a Anna, mi raccomando. No. Fate i bravi. Fatecelo sapere. Alla scuola, Anna, Walter, mettiamo giù tutti gli strumenti, Sì, tutti a certo. go-go, nella chiesa. Ogni angolo della chiesa tappezzato con, dove c'è l'altare così tappezzato di strumenti, perché lì Qualcuno impazziscono. che vuole parlare sì. con noi? Si può far sentire la sua Nascondersi, ha detto nascondersi. Quindi si stanno nascondendo da noi Ma anche. perché? Non vi voglio Guarda. fare nulla di male. Guarda. Sì. Noi Noi non vogliamo fare Guarda. nulla di male. Sì, infatti, Nascondersi. nascondersi. Io non ho capito perché ha dei 3 cellulari, è quello più salente, no? E non ha linea Perché hai vi visto? state nascondendo? Mamma. Guarda che si accende. No, ma guarda che si strano, accende. Chi disse che lo fa arrivare addosso? Me lo puoi fare arrivare al rosso, per piacere? Non ti vogliamo fare nulla di male. Sì, infatti. Vogliamo solo conoscere qualcosa del tuo passato. Gliel'ho detto. Che cos'è che mi hai detto? Commedia. No, piano, non siamo qua per fare la commedia noi, No. Attenzione. Mamma, è pazzesco le Spirit Box, Sì, infatti. Atto. Non puoi far arrivare fino a Oh, ho detto, Walter, Siamo tutti bene. Siamo tutti e ho detto ragazzi, è pazzesco come continua lo Pericolo. Spirit Box ad andare. Ha detto guarda, passato. sì. Vuol dire che è passato, È passato qua. sta girando qua in poche Sì. parole. Sta girando qua. Pala. Pala? Scusa, Anna, Per scavare qualcuno? ma lì non c'è nessun strumento, giusto lì? No, Prova a guardare. non c'è Guarda. Non niente. c'è niente. Però c'è... No, il muro, guarda una l'angolo. cosa- Lo vedi l'angolo? Non puoi far arrivare fino al rosso, per Qua. E lo piacere? vedi? O è il REMPOD che è riflesso, ma è impossibile, è più indietro. infatti. Come fa a fare il riflesso lì? No, infatti. Sì. Come sì? Cosa Sì. ci ha detto Walter? Sia cosa? Sì. Guardare un po'? No, Sì. questo è il... Ah, ha detto Ma che c'è- sta guardando il REMPOD. C'è una pala? No, non c'è. Non c'è una pala. C'è una pala per caso? Che qua ho messo lo zoom. Se non ti chiedo troppo, mi puoi far muovere la candela? Sta suonando in modo diverso. Abbiamo 3 app aperto in Spirit Box, giusto? Ci ha aperto il custode, ci ha aperto. Aggressivo. Non è Attenzione, vero. ha detto aggressivo. Ragazzi, attenzione che ha detto aggressivo. Sì. Perché vuoi diventare aggressivo? Cosa ti No, abbiamo secondo fatto? me è il suo tono che magari lo prendono in Secondo modo te io sono aggressivo, aggressivo? però Può essere. Ah, meno male, grazie. Perché io non sono una persona malvagia. Penso che noi siamo buoni, giusto? Sì, Assolutamente infatti. sì.
Sono buoni. Mamma ragazzi, ho le mani congelate. Sei Sì. Non so voi, ma io le ho congelate. Lanciato qualcosa. Ho lanciato qualcosa, ha detto. Noi non abbiamo Io non ho sentito niente però, sinceramente, ma ha detto ho lanciato qualcosa. Puoi rifarlo per favore, per noi? per piacere. Io ho detto per favore, tanto per favore va bene, o no? Per piacere, per favore, gli abbiamo chiesto i permessi in poche parole. Esatto. No. Cosa? Avevo dei piani. Aveva dei piani, Avevo dei piani. quindi dei piani, dei progetti avevi, giusto? Non posso parlare. Perché non puoi parlare? Te lo Aspetta, te lo dico io perché vuoi vedere che la indovino. Sì, perché non puoi parlare? Mi dici se c'è scasso vai è qua vicino? È lui che in genere impedisce. C'è qualcuno che ti impedisce? Sì. Luci, esatto, lo Spirit Box va con le luci e anche il K2. Bravo, brava. Hai indovinato, toccalo. Fallo arrivare al rosso per favore, quello vicino allo Spirit Box. Dove? Vicino all'ingresso? Walter, hai sentito il ticchettio verso di te lì? Sì. Tutti e tre l'abbiamo sentito? Sì. Io vi chiedo conferma, eh. E io sto facendo un'altra cosa che sto cercando. No, no, ma questo era un un ticchettio proprio. Come se stesse camminando. Stai camminando vicino a noi? Sei qua con noi? Quella ragazzi è la telecamera, eh. Che là c'è Walter anche. Se vedete una sagoma è Walter quella, eh. Walter, puoi muovere un attimo il telefono verso di qua, così nel video si vede che sei tu, che non è una sagoma. Infatti. No, più che altro perché magari ti scambiano per sagoma. Fai vedere che sei tu un attimo. Ecco, lo vedete, si è alzato. Non capirai. Cos'è che non capirai. capirei io? Cos'è che dobbiamo capire? Ma puoi illuminare il filo rosso per piacere? Quella cosa in mezzo al corridoio con tante vicine per piacere? O puoi farci... Ce ne sono 5. Che cosa? Ospiti. Gli ospiti? Siete qua in 5? Walter, chi ho detto che c'è qua? Scasso vai, Cosa c'è scritto? Puoi leggere? Aiutami. C'è Aiutami. mica scritto... Abbastanza. Aveva Ma abbastanza. prima cosa c'è scritto? Cos'è che mi vuoi C'è scritto dire? amore o no? Aiutami se... Proiettile. Proiettile. Esatto. Sì. Esatto. Potrebbero esserci dei proiettili ragazzi anche sotto questa cosa, perché Sì. venivano usati ai tempi di guerra, o magari sono qua in spazio non li abbiamo visti. Mi puoi far arrivare Di il filo sopra li abbiamo rosso, visti. quella cosa con tante lucine? Infatti. Walter, di sopra abbiamo visto i proiettili. Sì, sì, Di sopra. sì. Preoccupato. No, Non devi essere preoccupato. Non noi ti devi non... preoccupare. Veniamo a fin di bene. Esatto. Notare che io non ho messo neanche il crocifisso. Eh. Quindi voglio No, dire... io ce l'ho. No, nel senso siamo tranquilli, No. perché io non ho sentito cattivi. Ascia. Ho una cosa appena detto io. Lascia. Ragazzi, a Walter gli ha detto Ascia, io ho detto ma non siamo in pericolo, quindi io non ho messo il crocifisso ancora. Ascia, Ascia. venuto fuori, tensione. Comunque io mi sto congelando. le palline. È quello che sto cercando. Vuoi che metto le ho io qua, Anna, se le vuoi, eh? L'ho messa dentro una busta. Guarda che se non le Moira, trovi, tu no. cosa ne pensi? Beh, intanto c'è da dire una cosa, abbiamo due api e lei uguali e te diversa e stanno combaciando le cose. tutte. Esatto. E mi ha Quindi- detto proiettile. C'è qualcuno qui in questo corridoio Oh, aspetta. Se le trovi, se no andate da dire. Che le ho. che voglia parlare con noi? Mi puoi fare illuminare quelle Quali sono le cose luci? con tante lucine? Mick. Ti chiamo Mick per caso? A me prima è uscito Sono Nanna. passato serenamente.
Sono allora tornati vedi, è tranquillo. trovati. Questa è una bella cosa. Ma sono infatti sono passato Proteggerti. serenamente, preoccupato. No, no, se sei scarso poi non mi devi proteggere, te ne devi proprio andare da qua. Hai capito? Sta seguendo te allora. Sì, ma è sempre così, guarda, a casa, fuori. È una roba impressionante. Adesso siete qua voi, state vedendo, no? Che non dico bugie. Sì. Scassovaie, ti chiedo per cortesia di toglierti e lasciar comunicare le altre anime. Lasciaci in Sii pace. prudente. Lo sarò. Sii Ci prudente. sono 9 gradi in questo momento. Vedi? Aprilo. Cosa? Apri. Ha smesso? Perché se ne sta girando. E che toccare Scassovaie esterna? Prego. Mi puoi fare suonare Mi lo ha detto strumento di sì, prima per prudente. piacere? O sei andato via? Guarda che lampeggia la... Il male qui. C'è del male qui. Osti. Sì. Ma tu dici il male riferito ai soldati di una volta? No, Proviamo mi un alza. attimo a stare in silenzio. Vuoi dirci qualcosa? Ra. Sono morto. Lo Guerra sappiamo. e a te ti è uscito sono morto. Sono morto. Visto guerra, Sei guarda. morto in guerra? Esatto. Se qualcuno mi Aspetta, vuole che far sia mandare morto con qua per sotto. piacere? Certo. Certo, All'aperto. all'aperto. Non sei morto qua nei sotterranei allora? No, Se sei qui. però mi brucia la gola. Qua, qui. No, a me è il ginocchio. Tipo raspino. È come se qualcuno mi toccasse qua. Puzzatore di piombo. Puzzatore di piombo. Quindi c'entra a che fare col piombo, quello che usavano per i Sì. proiettili per Se io posso suonare per piacere, se sei qui con noi. Ma quello là non smette. No. Guarda qui. Ma scusa un attimo, ma adesso io mi chiedo una cosa. Ma cos'è quel puntino lì? Se non è neanche un po' perché è spento, cos'è il puntino rosso lì? Ma questo Eh. è lo zoom che sta Ah, registrando. ok. Josh. Sei Josh? Josh, ti ha detto. Mi è uscito anche a casa nella microfonia, Josh. Ah sì? Sì, che abbiamo guardato cosa voleva dire, tipo giocare, cioè prendere in giro, capito? Josh. Josh non è un nome. È uscito Josh, e Josh, sai cos'è? Abbiamo guardato perché è uscito anche a casa quel nome. Vuol dire prendere in giro. Ah, Te lo dico perché l'abbiamo guardato quindi mi è ti rimasto stanno prendendo impuntato. in Sì, giro? sì, può essere. Sono io, No, ma infatti, così abbiamo fatto vedere che non è che perché si è scaricato, è proprio lui che si era spento. Vedi? Puoi dirci qualcosa di più, per cortesia? Ascoltando. Ti sto ascoltando, Anna ci sta ascoltando, confermato. Ci sta ascoltando, ragazzi. Ha detto ti sto ascoltando. Bene. Bene. Puoi dirci qualcos'altro, visto che siamo qua per ascoltarvi? È freddo che fa qua. Ah, io guarda, Anna. No, io ho la... No, io ho messo i guanti, le quelli guance senza dita. Devi andare. Cioè, guardate cosa ho dovuto mettere, i guanti senza dita, perché c'è freddo. Voglio solo parlare con voi. Mi metto perso, vi lascio qua per... Ha riso, ah ah. Ha fatto la risata. Eh sì. Ho detto, Josh vuol dire sta a prendere in giro, no? Ho detto. Le bambole sussurrano. Non ci sono bambole qua. Tu sei una bambola. Sì, figurate.
Ascolta, invece di continuare a prendere in giro, ti metti un attimo serio, per favore, o seria. Bastian, Christian? Sebastian. Sebastian? Ero impiccato. Vedi, quando lo Ma dove? Qua sotto? questo è... Qua sotto eri impiccato? Cioè, ti sei impiccato qua sotto, dubito. No, non penso. Cioè, no, guarda sta roba. Guarda. Adesso sto a vedere... Vedi qua? Vedi? Walter? No, guarda qui. Non va via, eh? No. Hai visto? Sì? Guarda, Sì? è ancora lì. Sì. Pazzesco, eh? Proprio... Vedi perché è meglio di là? Hai Sto a visto? vedere che le... No, ma hai visto che è meglio di là? Sì. La piattaforma parte di qua. Proviamo la Vips anche, che vediamo cosa ci dice. Eccole, eccole, eccole. Ascolta, brava. Intanto io provo la Vips. Sì. Che ho il naso e le guance gelate. Adesso Il resto senti del un po' di corpo no. musica un attimo, perché Sì, sì, questa sì. spagnola. Maledetto. No, qua non c'è nessuno. Tu tieni quella lì. Sì. Io metto la Vips e vediamo cosa ne esce. Adesso ha trovato la pallina. Ah, ok. Sto accendendo l'altra, ragazzi, di Spirit Box. Adesso tolgo il suono appena si può. Lì, eccolo. Questa è la Vips. Sono qui da 300 anni. Izzica, è tanti anni, eh. Puoi dirci qualcosa di più per cortesia? Sì, sì. Dobbiamo preoccuparci qui dentro? Mi dici se ci dobbiamo preoccupare qua dentro, se siamo tranquilli? Ma guarda come si Corriamo dei rischi qua dentro. Morto molto Sì, tempo fa. ha detto di sì comunque. Ma è là. Guarda che non ha smesso un attimo. No, è sempre malampeggia in modo strano comunque, non è Sì. normale. Non è normale. Sì? No, ha detto sì, avete sentito? Sì, sì. Questa è quella spagnola che vi ho detto. Walter, come stai? Ha Ho detto. passato anni qui. Bene, grazie. Vedi? No, Sì. no, tu devi guardare. Ok. Questa è sotterranei. Questo come fa a funzionare nel sotterraneo? E va. È quello che vi... Sta andando, ragazzi. Sta andando. Oh sì, prego, ha detto. Prego. Prego di nuovo. Grazie a te. Grazie a te di essere qui con noi. Ci Se c'è puoi dire qualcuno- qualcosa di più? Si può fare illuminare le palline? Perché ci sono in questo corridoio, per piacere? Sì, ha detto. Vedevano... Sei vicino a Walter. Walter. Sei vicino a Walter. Che nemici sei. Sì. Walter ha detto che è vicino a te? Hai capito, Walter? Sì, eh? È vicino a te. Te lo sta dicendo ancora? Sì, guarda, te l'ha detto. Oh, è venuto fuori un sì specifico. Ho messo delle palline. lì. Tira su, ha detto. Riuscite a farne accendere? Ha detto tira su, ha detto. Sì. Cioè, va che sta rispondendo tantissimo, eh. Infatti. Aveva ragione la Sabrina, che va bene. Sabri, ha chiamato Pensi Sabri. che sia reale.
Pensi che non sia reale? No, no, lo sappiamo che sei reale. Assolutamente sì, eh. Veniamo apposta per comunicare con voi. Dimmi. Sì, ha detto. In quale dei punti qua sei? Dove ti trovi? Sono lì, ha detto. Ma lì dove? Dove sei? Sei vicino a Anna? Sono là. Non vuoi toccare Anna, vero? Dimmi. Io ho sentito bussare. Dove? Ero qua. Ma tu c'è un altro odorino anche diverso. E sì che è sempre aperto tutto, eh. Sentite come così. Vabbè, la tua non può fare da... Anna, quella lì non emana di odore di bruciato. No, E io sento odore di bruciato qua. anch'io l'ho sentito. Anche È tu. vero? Qua cosa c'è? Bussate. E quando sono venuta a chiedere i permessi che mi ha portato qua sotto, Secondo te perché sono? ma quando io ho chiesto i permessi, sono stata qua sotto con lui, gliel'avevo detto anche lui che sentivo odore di bruciato. Chiesa. Quindi sei qui? Sono lì. Dove lì? Quando mai non l'ho accesa prima, Walter? Vedi? Dovevo ascoltare la Sabrina, hai ragione. Sì. Vedi? Ha detto vedi? Ma questa sta registrando? No, sta dicendo quello che, le parole che ti dice. Ah, ok. Vuoi dirci qualcosina di più di questo posto? Lo sai che questo è un forte, vero, dei tempi di guerra? Anna? Anna mi sembra che ha chiamato. Io ho sentito Ha Anna. chiamato Anna, Walter. Walter, ha chiamato Anna. Sei vicino a Anna? Sì, Sono qua. ha detto di sì. Vuoi dirmi qualcosa? Infatti presto a sedere, vita fuori dalla tua. Arriva. Chi è che arriva? Basta che non vuoi farci del male. Ascolta, con l'altra Spirit Box ci hai detto che fai parte del male, ma è vero? No, no, ha detto no. No, ma ha detto che non fa parte del male comunque. No, no. Anche perché è una donna, ragazzi. Esatto. La voce è femminile, è una donna. Sì, l'ha anche confermato. Oh, ma sta rispondendo alla grande questa. Sei vicino al K2, quello di fronte? Sì. Secondo me sì. Sì. C'era una bambina qua, ho messo delle palline più avanti. Qualcuno può Riuscite a parlare con vederlo? noi? Etichettino ancora, l'avete sentito? Sì. Non so se E io siete ero sei fatto in ferma, tempo a riprenderlo, ma si Io è sentito ero un ticchettio. Eravamo ferme noi. Cos'è che Lui? dice? Lui nulla. Lui nulla. Puoi toccare le palline là in fondo un attimo? Se ce la fai, per cortesia? Hai candela, hai apparecchi, hai di tutto. Puoi illuminare il K2 fino al rosso per piacere? Venga, ha detto la donna. Prendi l'energia dagli strumenti, non prende l'energia. Non siamo qui per farti del male. Era una cosa. Attenzione se fai qualcosa. Sì, ha detto. Lago blu, ha detto.
Sì. Puoi dirmi qualcosa di più di questo posto, per favore? Sì. Ma in questo forte c'erano anche le donne? C'erano anche le donne in questo forte? Vai là. Mi sa che c'era con te, Walter, che ti sei spostato. Ha detto vai là. Dove? Dove vuoi che vada? Aspetta che guardo, cosa c'è scritto. La luna rivela le creature. Io poi ho due fino a rosso, perché adesso è buoni, È arancio, guarda, guarda. È andato sull'arancio. Guardate che Walter dei Brianza ha solo una lampada accesa e la telecamera. Riuscite a vedere Anna? Sì? Sei capito benissimo, eh? Forte e chiaro l'ha detto. Non puoi fare illuminare il filo rosso per piacere? Ce la fai? Prendi energia dagli strumenti. Prendi energia da noi. Sì, ha detto. Ci riesci? Dai, che energia ne hai? Fallo andare al rosso, per favore. Fallo salire, forza. Su. Dai, mettici più forza. Avanti. Sappiamo che lo puoi fare, dai. Arrivo lì adesso, ho detto. Certo che sono parole incoraggianti, Gli occhi del dipinto maledetto. Dai, toccalo, fallo arrivare al rosso, c'hai ancora tanta strada, vai. Ma qui per ascoltarti. Io no, ha detto. Sì, sto registrando la vostra storia. Mi puoi fare illuminare le palline per piacere? O quello che se lo tocchi suona per piacere? Riesci? Avere paura. Tieni dietro di te. Dove? Walter, Guarda. io direi di fare una cosa, qui la prova l'abbiamo fatta. Ok. Chiudiamo qui, andiamo a salutare chi ci ha dato i permessi e dopo Questo qua non va. andiamo all'altra location. Questo non basta qua. Va bene per voi? Andiamo. Sì. Anche loro hanno detto sì, a posto. Ma questo qua non va. Allora, anime, voi restate qui, vero? No, questo qua dovrebbe Aspetta che chiediamo il coso di congedarci adesso. Anime, noi qua ci congediamo, che dobbiamo andare anche in un altro luogo. Però voi dovete restare qua, perché noi andiamo dove ci sono altre anime adesso, in un altro luogo. Va bene? Non vi disturbiamo ulteriormente. Avventura, e infatti è un'altra avventura che andiamo a fare. Noi vi salutiamo, Ciao e non seguite. ci congediamo, vi congediamo voi. Rimanete qui. Non seguiteci, dovete restare qui, ok? Sì, ha detto. Allora, anime, rimanete qui, Massimo, Vi ringraziamo. Ringraziamo per essere stati con noi. Grazie, Per aver Anime. parlato con noi. Ma non seguiteci. No. Sì, ha detto no. No, non seguiteci. Dovete restare qui, chiaro?
Noi possiamo andarcene? Sì, sì. Sì. Bene. Aspetta. Mi raccomando, e grazie di tutto, anime. Grazie per aver parlato con noi. Mamma che freddo, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie, anime. Ciao ragazzi, ma tra poco ci colleghiamo di nuovo perché oggi è un tour de force. E se non siamo troppo stanchi, vediamo un po' quante ore Un'altra duriamo là. location. Boh. Ciao, grazie di tutto, anime. Ciao. Avanti, ha detto, vedi, avanti con la prossima indagine. Ciao ragazzi, vi salutiamo. Ragazzi, vi salutiamo anche qui e ci vediamo dopo che riprendiamo per la prossima location. Certo. Tra poco, dateci un'oretta di tempo. Sì. Tra l'altro vi informo già che nell'altra location sarà la scuola abbandonata che dicevo io che c'ero già stata 3 volte e che Anna e Walter dei Ghost Brianza Ghost Hunters non vedono l'ora di andarci perché là c'è tanta roba. Quindi chiudiamo la live qui provvisoria, ragazzi, abbiate Poi pazienza. non seguiteci. Mi raccomando, Poi riprendiamo di là. Rimanete Ciao a tutti, a dopo. Rimanete qui. Guardate che quando stiamo per andare in live di nuovo, vi mando il messaggio nel post, ok? Io e Brianza insieme. Ciao ragazzi, a dopo. Dateci circa un'oretta e mezza. Tempo di spostarsi, arrivare con la strada e preparare tutto. Sì, infatti. A dopo. ragazzi, vi salutiamo dal forte. Ciao. Ciao anche per voi del video. A dopo. Da PGH. Ciao ciao.